La goletta dei laghi approda sul Lago Maggiore. Il viaggio itinerante di Legambiente per monitorare lo stato delle acque dei nostri laghi ha raggiunto 5 punti delle sponde lombarde del Maggiore, ma le campionature non sono soddisfacenti. Luino, Laveno, Brebbia e Ispra sono risultati fortemente inquinati, parametri nella norma invece a Germignaga. Legambiente sta ancora osservando la balneabilità ritrovata del lago di Varese rispetto alla convivenza tra bagnanti e flora e fauna locali. La goletta dei laghi è arrivata anche sul Lago Maggiore, come è andata quest'anno? Allora, purtroppo anche quest'anno abbiamo trovato delle criticità sui punti che già conosciamo come punti critici. Sappiamo che ci sono già degli investimenti, per esempio a Luino, che sono volti proprio a migliorare queste situazioni. Ci auguriamo che dal prossimo anno potremo, o comunque a breve, potremo anche col nostro passaggio annuale riuscire a verificare, a vedere quelli che sono i miglioramenti. Però appunto la nostra campagna ha proprio lo scopo di tenere alta l'attenzione sui laghi, ma non soltanto sui laghi, ma anche sui torrenti e i fiumi che scaricano e che portano gli scarichi dell'entroterra dentro nei nostri laghi e che sono un problema che dobbiamo affrontare con decisione e risolvere. Si è parlato anche del lago di Varese, oltre al Maggiore, come sta osservando Legambiente questa novità della balneabilità? Allora, ovviamente ci fa piacere che l'acqua risulti pulita, l'avevamo valutato anche noi qualche anno fa che comunque la situazione stava migliorando del lago di Varese. Ovviamente il lago di Varese è un'area protetta. Quindi l'importante è che diciamo, l'uso di questo lago rimanga entro determinati limiti e non si spinga troppo invece su uno sviluppo anche di turismo balneare, diciamo in qualche modo, che può invece essere un problema, diventare un problema e non più un'opportunità per il territorio.